Un'interessante iniziativa oggi qui al Cineassor che vede coinvolti tantissimi alunni ma anche tanti docenti, un momento anche di ascolto, di riflessione ma anche di interlocuzione. Sì, oggi qui al Cinema Astor abbiamo il piacere di incontrare Michela Marzano, scrittrice, filosofa, intellettuale di punta del panorama culturale italiano ma anche francese. Sappiamo insomma che la sua esperienza intellettuale ed accademica si svolge prevalentemente in Francia. Questo incontro rientra nel nostro progetto Incontri con gli autori che da qualche anno già portiamo avanti nel nostro liceo, nella piena convinzione che stimolare da un lato i ragazzi alla lettura e alla conoscenza, all'approfondimento di libri che sicuramente sono strumenti preziosi della conoscenza, in modo particolare in questo momento storico in cui sono profondamente cambiati gli strumenti della comunicazione. E d'altro canto fare questa operazione anche attraverso il rapporto diretto con gli autori che producono, che scrivono i libri, riteniamo rappresenti un'occasione privilegiata perché significa attraverso le parole degli autori presenti che loro possono intervistare, capire quali sentimenti, quali narrazioni, quali storie, quali visioni della vita hanno ispirato le parole dei libri. Quelle parole che evidentemente i ragazzi impareranno ad amare ma anche ad usare, a conoscere come strumenti preziosi del loro modo di crescere, di formarsi, di apprendere e di affrontare la vita. Un'interessante iniziativa oggi qui al Cinemastor, questo dialogo, non solo ascoltare ma anche porre delle domande. Ecco, come valuti questi incontri con gli autori che l'Istituto sta organizzando? Io li trovo una lodevole iniziativa, siamo una delle scuole che promuove moltissimo la lettura, soprattutto tra i giovani e soprattutto in un'epoca in cui la lettura è sempre più svalutata in quanto sostituita dalla tecnologia e dall'elettronica. Io trovo che questo dibattito di oggi, come quelli che sono fatti in passato, ma anche quelli che avverranno, sia molto formativo e sia molto importante per sviluppare un pensiero critico che ci prepari ad un futuro.